calcio. E adesso il punto sul campionato nazionale dilettanti affidato a Andrea Fabris. Buonasera, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, questo è il consuntivo della giornata delle Vicentine. Successo meritato del Valdagno fuori casa a Gorizia, pareggio ottenuto fuori casa dal Bassano, che questo è un buon risultato in quella di Montebelluna, mentre la sconfitta si è avuta quest'oggi al Dalmolin di Arzignano, dove c'era la capolista Sandonà che si è imposta per 1-0. Andiamo a vedere dunque risultati e classifica di questa giornata del campionato nazionale dilettanti. Centro del Mobile Rovereto 1-1, Manzanese Conegliano 1-1, Montebelluna Bassano Virtus 0-0, ad Arzignano Sandonà batte Arzignano 1-0, Legnago Treviso 1-0, Miranese Benacense Riva 2-0, a Donada Sevegliano batte Donada 1-0, a Gorizia Valdagno batte Pro Gorizia 2-0, a Bolzano Caerano batte Bolzano 2-0. Classifica. Sandonà ancora in testa con 36 punti, Valdagno a seguire a 34, Bassano 32, Caerano 31, Treviso 29, Sevegliano 26, Miranese 23, Arzignano e Riello Legnago 22, Donada 21, Centro del Mobile Montebelluna 20, Bolzano e Rovereto 19, Manzanese e Pro Gorizia 17, Conegliano 14, chiude Benacense Riva a quota 10. Quest'oggi siamo andati a vedere la partita più importante per le Vicentine che si disputava al Dalmolin tra l'Arzignano e il Sandonà guidato da mister Ezio Glerian. Non è stata una gran gara viziata anche dalle avverse condizioni atmosferiche. Ciononostante il Sandonà ha imposto la sua superiorità ed è riuscita a portare a casa un importantissimo successo che le consente di mantenere saldamente la testa della classifica. Andiamo dunque a vedere le immagini, anche se non molte sono state, a dir la verità, le occasioni. All'inizio parte in avanti l'Arzignano, tiro centrale di Castelli al 17esimo. 23esimo, i biancocelesti ospiti vanno al tiro con Roma, palla alta, quest'oggi l'Arzignano giocava in maglia rossa, ancora Bonafin da fuori al 34esimo, palla a lato, poi il vantaggio, l'unica vera palla gol sfruttata dalla Sandonà che viene in avanti con Bonafin velocissimo sul filo del fuorigioco, offle a Giacometti, pallone all'indietro, prontissima ad infilare, Cappelletto all'incrocio dei pali, il portiere Bastianello non può fare nulla e quindi vantaggio da parte del Sandonà. Rivediamo questa azione, l'unica, dicevamo, occasione sfruttata prontamente da parte degli ospiti che vanno in vantaggio che conserveranno fino alla fine. Ripresa con l'Arzignano tutto in avanti, proteste da parte del Sandonà al nono con Bonafin che termina a terra, l'arbitro fa correre. Poi 14esimo, corner dalla sinistra, il tiro di Voltolini è tranquillamente bloccato da Cecconi. Al 33esimo l'unica limpida occasione per l'Arzignano, il capitan Perlotto non riesce a mettere in fondo al sacco e quindi sconfitta anche se immeritata da parte dell'Arzignano. Tuttavia il Sandonà è riuscito a sfruttare l'unica palla gol che ha avuto a sua disposizione, quindi portare a casa questo importantissimo successo che consolida la sua leadership in testa alla classifica del girone. Ora andiamo a vedere in questa sintetica intervista le impressioni avute da parte di mister Coppi. Purtroppo quel gol così sullo scadere del primo tempo ci ha un po' tagliato le gambe sul piano psicologico. La squadra ha reagito in maniera abbastanza con molta buona volontà, però non siamo mai riusciti a essere pericolosi, anche perché avevamo di fronte un Sandonà molto concreto che badava al sodo, buttando palle anche in tribuna, però per portare a casa questo risultato molto importante per loro. Che peccato. Ecco, andiamo.